trovato? Professor Maggi, buongiorno a lei. Ciao, il nostro sprizzetto qua con ormai questa celeberrima rubrica che il mondo ci invidia. Qualche minuto. Allora, un sacco di novità. Lunedì è stata inaugurata questa bella fabbrica nel settore della chimica, chimico-farmaceutico a Villa d'Osio. 20 milioni di investimento, una fabbrica importante. Fatto positivo o negativo? Positivo, fatto molto positivo, è un'azienda che ha più di 300 dipendenti, si trova nel polo chimico di Villa d'Osio, è una multinazionale che ha dimostrato una grande... C'è un problema però. L'occupazione tra l'altro consistente ad alti livelli, quindi per poter lavorare al Fregene bisogna avere una preparazione tecnica e scientifica di alto livello, però un appello ai imprenditori, ai titolari, anzi ai gestori dell'impianto. La popolazione ha qualche problema perché di sera a intervalli regolari c'è una puzza incredibile, quindi evidentemente devono tarare l'impianto di depurazione. So che lo hanno anche individuato il problema. Però, visto che parliamo di inquinamento odoroso che tutti sottovalutano, allora chi ci abita vicino, senza toccare anche l'argomento turistico, che se quando c'è puzza il turista non viene, però Isola di Ariano, allevamenti di polli, inquinamento odoroso. Curicchi, la fabbrica dove fanno i sacchetti biologici importanti, celebrata in tutto il mondo, effettivamente c'è un odore micidiale tutti i giorni. Certo. Non è che vengono qua a fare le fabbriche perché siamo zona depressa che ha bisogno di qualsiasi tipo di industria e chiudiamo gli occhi molto spesso. Mi sento di sfatare questo comune modo di dire, anche perché le aziende che qui ci sono nate dagli investimenti anche spesso locali, però devo dire che il tutto è frutto del mancato rispetto della legge, perché basta rispettare la legge. La cosa odorigena, quando dicono la puzza, c'è la puzza perché ci sono degli elementi, mi fa ridere quando la stampa dice ci sono i cani molecolari. Il cane molecolare cosa vuol dire? Che odora. E cos'è l'odore? Una molecola. Se senti odore perché è una molecola in giro, quindi. Però non dire così, perché noi avremo bisogno di più industria nella nostra provincia e di maggiore controllo. Ecco. Diciamo che noi siamo un po' diciamo che abbiamo bisogno di una cittadinanza più preparata a chiamare l'ULSS quando si sente un odore, perché la qualità della vita di coloro che lavorano e di coloro che operano è preziosa. Quindi è un problema di civiltà. Dobbiamo essere più civili. Io ho assistito una volta a un congresso, anzi a una riunione per un allevamento di polli, c'era un funzionario della regione che diceva il parametro odoroso non è pregiudiziale, cioè se fa puzza non è che noi blocchiamo l'investimento. Il parametro odoroso non è pregiudiziale perché spesso la puzza è soggettiva. Io per esempio non sento gli odori, sentirò il 5% degli odori, profumi che ci sono in giro, non sento niente. Altri invece hanno una ipersensibilità, però non condivido il ragionamento fatto da questo funzionario, perché se ti aspetti che si senta l'odore a fabbrica è zaffinia, però ti cito l'esempio di un'azienda che metteva insieme a 500 metri da casa mia l'anno scorso metteva insieme dei fosfati, polifosfati che erano sostanzialmente dei prodotti per l'agricoltura, c'era un odore incredibile, la fabbrica ha chiuso e si è spostata dall'altra parte e ha anche cambiato i cosi. Bisogna secondo me tenere d'occhio la situazione. Sì, vabbè, dici che noi cittadini possiamo fare qualcosa. Ma possiamo fare moltissimo. Segnaliamo e i preposti sono obbligati. Moltissimo, si può fare moltissimo. Questo si può fare moltissimo. Okay. Domani altro argomento. Benissimo. Professor Maggi, lei è veramente una punta che scava fino in fondo. Voglio bene.